Sono sollevato, commenta a caldo il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e nell'autorevolezza del giudice. Vado avanti per la mia strada, soddisfatto di questa sentenza che riconosce la mia trasparenza. Queste le parole del primo cittadino a margine di una dura battaglia giudiziaria sfociata in un nulla di fatto. Era accusato di aver imposto l'alta alle demolizioni per ottenere in cambio un vantaggio in termini di consenso elettorale. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha infatti emesso una sentenza di non luogo a procedere per il sindaco di Palma, accusato di falso in atto pubblico, abuso di ufficio e omissioni di atti di ufficio per aver disatteso il protocollo stipulato dal suo predecessore con la Procura della Repubblica in materia di demolizione di immobili abusivi. Castellino, che è stato difeso dagli avvocati Santo Lucia e Vincenzo Alessi del Foro di Napoli, afferma: le demolizioni vanno avanti, non le ho affatte bloccate, ho solo dato un indirizzo politico diverso che adesso sarà portato avanti dagli uffici.